ora in onda Potere al Popolo. Ti renderò docile, ti renderò molto docile, caro ascoltatore piddino, tranquillo. Te lo promette Sammy Varin. Dai, scherziamo un pochettino. Sono le 13.07, sì, in ritardo, ma quando c'è Caprini, signori, sacro Francesco Caprini, patron di Rock Targato Italia. Certo, ci sono ancora dalle 13 alle 14 una extended version variniana ancora per oggi, poi dalla prossima settimana, lunedì, si ritorna agli orari autunnali e quindi saremo in onda in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 del mattino e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno con Potere al Popolo. Ancora quest'oggi follie, uno sciame d'api fuori Montecitorio. Oh mamma mia, sa succede, roba da matti veramente. No, in apertura su Repubblica c'è Putin che giustamente ha avvertito dicendo se ce ne fosse bisogno, a proposito dell'articolo 5, qualsiasi forza straniera in Ucraina sarà un obiettivo legittimo, ma c'è proprio bisogno di dirlo. Zelensky che diceva garanzie di sicurezza partano da subito, ma d'altronde lo dicono anche quelli della FOTIA. Flottia, che santa polenta, santa pazienza. Ci abbiamo l'ospite, grazie alla Sveva che è ritornata tra noi anche per questo pomeriggio in torre di comando. E allora fatemi salutare quella che invece quando parla, sì, ci fa bloccare su tutti i social. È ritornata tra noi anche Chiara Soldani. Ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto come sempre a tutti coloro che ci stanno ascoltando. È un saluto in particolare, certo, a quelli che non ci ascolteranno tra poco, esatto, su Facebook e su YouTube, ma è normale, sono social allergici alla Soldani, chissà perché. Allora, vediamo un po' che succede, una cronaca infuocata, quella dello scorso mese e del mese di settembre, anche perché abbiamo cominciato proprio bene, violenze sessuali, i turchi armati alla processione di Viterbo, e ragazzi si sa ancora pochissimo, ma adesso è caccia ai turchi perché qualcuno l'hanno beccato, ma ce ne sono altri in giro, magari proprio sotto casa nostra. Mi zittisco, sentiamo da dove parte, riassumendo la settimana, Chiara Soldani. Grazie Sammy. Sì, riavvolgiamo il nastro praticamente dall'ultima settimana di agosto fino a questi primissimi giorni di settembre. Ovviamente riprendiamo e purtroppo diciamo che il tenore delle notizie ai noi è sempre piuttosto anche funesto tante volte. C'è un filo rosso che quasi sempre collega e unisce le notizie e la cronaca freschissima. In questo caso, partendo, come dicevo appunto, dagli ultimi giorni di agosto fino ad arrivare ai giorni più recenti di questo inizio settembre, troviamo appunto le violenze a sfondo sessuale, molestie, episodi gravissimi, dove praticamente cambiano ovviamente gli interpreti, ma c'è una prossimità per quanto riguarda la nazionalità dei carnefici. E ovviamente diciamo così quello che è un po' il copione purtroppo è il medesimo, cambiano i luoghi, cambiano appunto i personaggi, ma le dinamiche sono estremamente simili. Un fatto di cronaca che ci ha indignati ovviamente è la violenza sessuale, lo stupro violentissimo ai danni di una diciottenne, di una ragazzina presso la stazione di San Zenone al Lambro, quindi dalle nostre parti. Violenza sessuale terrificante come sempre, una dinamica estremamente brutta, pericolosa oltremodo, perché la ragazza ha veramente rischiato tantissimo, visti anche i danni e le percosse anche alla testa, quindi c'è stata veramente una dinamica feroce, oltre ovviamente all'episodio in sé per sé. Tra la notte di sabato e domenica, precisamente alle 23:04, questa ragazzina è stata appunto avvicinata da, tanto per cambiare, purtroppo un immigrato, quindi le caratteristiche sono state molto chiare, lei è stata estremamente esplicita per quanto riguarda appunto
anche i tratti somatici, quindi una carnagione scura, capelli ricci, ovviamente si stanno vagliando e si stanno esaminando i DNA che sono stati prelevati, insomma fatto sta che si tratta appunto sicuramente di un nordafricano. La ragazza è stata picchiata, come dicevo, Sammy, traumi anche alla testa, è stata poi soccorsa e portata alla Mangiagalli, che è appunto la struttura preposta all'accoglienza di vittime di violenza sessuale. Il tutto si è svolto tra il sottopassaggio appunto della stazione e il parchetto, il buschetto di Rogoredo, che è una zona comunque di spaccio, una zona di pericolo, nonostante la sindaca, ovviamente declinazione al femminile, Arianna Tronconi, parli in realtà di una convivenza molto serena con la comunità degli immigrati e soprattutto degli ospiti della struttura, che è un po' esaminata proprio per eventualmente risalire appunto al carnefice, all'autore di questa violenza. Analisi su più di 200 persone, si stanno analizzando appunto i DNA e i profili degli ospiti della Casa di Solidarietà Papa Francesco, appunto del comune del Milanese, e i RIS di Parma sono già all'opera, quindi staremo a vedere. Insomma, fatto sta che davvero la vita anche più semplice, soprattutto diciamo di noi donne, a prescindere chiaramente dall'età, diventa estremamente difficile dati questi soggetti e personaggi, e lo ripetiamo, chiaramente non sono delle considerazioni di matrice razzista, ma stiamo semplicemente parlando appunto della cronaca reale e fattuale. Come giustamente dicevi, Sammy, c'è stato anche questo altro episodio sventato, appunto questo potenziale attentato terroristico. Ci troviamo a Viterbo in occasione della macchina di Santa Rosa, appunto una celebrazione tradizionale molto importante, che tra l'altro si svolge sempre anche all'ombra, perché tradizione vuole questo. Per questioni di sicurezza invece è stato tutto completamente stravolto, con delle polemiche, permettetemi di dire, anche forse un po' fuori luogo da parte dei fedeli, che hanno parlato di tradizione un po' violata, però di fronte a emergenze di sicurezza mi pare che sia veramente il minimo. La Digos afferma 2 uomini sospettati, 2 turchi, molto probabilmente collegati alla mafia turca, insomma poi si starà chiaramente a vedere. Ottimo come sempre Fabio Lamendolara, che parla sulla verità e scrive appunto di questa vicenda estremamente grave, che ci riporta appunto alla minaccia terroristica nelle nostre città. Misure straordinarie: sono stati fermati in un bed and breakfast questi 2 uomini che erano molto armati, decisamente armati, pistole, mitra, munizioni, insomma veramente sono state messe in atto misure straordinarie, con cecchini e, come dicevo, luci accese eccezionalmente durante la processione, proprio per motivi di sicurezza. Questo è accaduto mercoledì scorso, controlli ovviamente rafforzati, e poi c'è stato appunto l'arresto. Quindi insomma questo spettro appunto del terrorismo nel nostro paese, anche in occasioni di processioni, eventi di natura religiosa, è purtroppo molto molto reale. Per quanto riguarda invece sempre il ritorno a questo filo rosso degli stupri, della violenza a sfondo sessuale, lo stupratore seriale di Roma è un gambiano, e giustamente Matteo Salvini dai suoi social, già nei giorni scorsi, visto che sono episodi che risalgono anche a fine agosto, parla di castrazione chimica e ovviamente invoca il rimpatrio di questi personaggi. In questo caso il soggetto in questione si chiama Sheikh Idara, al momento è a Regina Coeli di Roma. Uno stupro commesso ai danni di una 44enne alla fermata del bus, questo tra il 26 e il 27 agosto in via Prenestina, ovviamente a Roma, ma c'è stato anche un altro episodio molto violento fuori da stazione Termini ai danni di una 60enne, violenza sempre compiuta da questo simpatico personaggio che molto probabilmente insomma avrà anche altri precedenti penali. E poi c'è stato anche in chiusura l'episodio veramente bruttissimo, molto violento e quant'altro, sempre ad opera di un gambiano. Ci troviamo a Foggia, episodio che risale al 25 e il 26 agosto scorso, fermato dalla polizia questo giovane uomo che rapina e trascina a terra una donna per derubarla. Ci sono i video, ovviamente video anche in questo caso condivisi dagli esponenti della Lega, in particolare da Matteo Salvini. E insomma, Sammy, questo è un po' un excursus diciamo degli ultimi giorni di agosto e, come dicevo, dei primi di settembre. Purtroppo insomma le notizie sono sempre molto poco confortanti, però giustamente abbiamo il dovere di far emergere per quanto più possibile la verità. Sono tra di noi. Come li preferiamo?
come li preferiamo, violentatori o terroristi? Oh, non c'è che l'imbarazzo della scelta, questo è il menù, signori. Sono tra di noi. Ringraziamo per il riassunto poco felice, ma la fotografia assolutamente veritiera. Chiara Soldani. Chiara, buon weekend. Chiaramente, Chiara, ci risentiamo la prossima settimana. Sicuramente Sammy, grazie mille, un abbraccio a te, un saluto a tutti, buon weekend. Grazie, buon weekend per quanto possibile, certamente riassumendo le notizie della settimana. Come va? Qualcuno vuole parlare con me? Se volete parlare con me potete chiamarmi, non abbiate paura, vi renderò docili. C'era un ascoltatore che mi chiede cosa hai mangiato durante la pausa. No, niente, assolutamente. Potete inviare il vostro WhatsApp al 340 6709 659 oppure chiamare in diretta usando la linea normale, storica, linea telefonica allo 02 9294 7222. E intanto c'è un artista giovane ma con grandissima esperienza che esce proprio in queste ore con una nuova canzone che si chiama Settembre e mi ha appena inviato un saluto per voi ascoltatori. Sul cursore sveva, sentiamo di che si tratta. Ciao, sono Giuliana e state per ascoltare il mio nuovo singolo. Settembre parla di ricordi e parla di quell'amore che a volte non basta, del tempo che ci rincorre, della paura di rischiare, ma soprattutto parla di quelle storie che se ne è valsa la pena saremmo disposti a rifare di nuovo tutto da capo. Un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Che meditazione, quelle storie che ne valsa la pena e saremo pronti a rifare tutto da capo. Ce la sentiamo, la nuova canzone di Giuliana, cantautrice siciliana, classe 1998, ma lei è anche vocal coach e insegnante di arti performatiche. Fino al 6 settembre sarà al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Ecco a voi, Settembre. Sai, è un po' che non ti sento, ora che fai? Se tornassi indietro ti rispetterai. Settembre da quest'anno brucerà per sempre con le sue fotografie. Il tempo non ci insegna nulla mai. Profumi di gerani e nostalgia e del vuoto che rimane. Era già tutto sbagliato come gocce sul bagnato, un oceano immenso inutile. Scivoliamo su diamanti con i lividi giganti, un ricordo ancora fragile. Siamo rimasti chiusi dentro ad un istante. Potessi dirti tutto lo farei. Vorrei sputarti addosso i miei silenzi e cancellare il senso che ho di te. Cancellare il senso che ho di te. Sei come lo stretto di mattina presto, lasciarmi solo per non dire ho perso. Di questo film che cosa resterà? Un altro Oscar da buttare. Era già tutto sbagliato come gocce sul bagnato, un oceano immenso inutile. Siamo rimasti chiusi dentro ad un istante. Potessi dirti tutto lo farei. Vorrei sputarti addosso i miei silenzi e cancellare il senso che ho di te. E cancellare il senso che ho di te. Siamo rimasti chiusi dentro
dentro ad un istante, svaniti tra miliardi di potrei. Vorrei sputarti addosso i miei silenzi e cancellare il senso che ho di te. Da pensarci. Quando arriva settembre c'è questa interlocuzione importante verso il futuro, si ricomincia la scuola, si ricomincia il lavoro, magari c'è anche qualcosa di nuovo negli amori, magari uno decide di troncare tutto quanto e starsene un po' da soli, chi lo sa. Buon pomeriggio da Sammy Varin, brava Giuliana con la canzone Settembre che esce proprio quest'oggi dalla Sicilia. Il buon pomeriggio e la buonasera per chi ci ascolta in versione by night dopo le 21:30 e chiaramente chi vuole entrare in onda lo può fare chiamando 0292947222. Dove ci porta l'informazione quest'oggi? Silenzio, che non è ancora successo nulla. Silenzio, un po' di riposo, non succede assolutamente niente. Oggi tutte le pagine dei quotidiani sono giustamente per Armani, quindi praticamente è impossibile capire se sta per accadere qualcosa. Noi abbiamo sfrugugliato certamente l'impegno dei 26 volenterosi per Kiev che dicono sul suolo, in mare o nell'aria, articolo 5. No, grazie. C'è una notizia dell'ultima ora dalla Gran Bretagna, si dimette Angela Rayner, la vice premier laburista travolta dalle polemiche per l'acquisto della seconda casa, la decisione dopo lo scandalo per aver ammesso di aver pagato meno tasse del dovuto su una proprietà nel sud dell'Inghilterra. Qualcun altro avrebbe detto che figura di merda. E poi c'è la telefonata, sì, 0292947222. Pronto? Buongiorno, ciao Semi. Buongiorno. Sto chiamando perché volevo dire che quest'estate ho avuto il piacere di conoscere Semi Varin. Ah, ma allora questo so chi è, Lorenzo. Ciao Semi. Dalla Sardegna. Sì, esattamente. E volevo dire che lui è esattamente come in radio dal vivo. Con gente come lui, con questo carisma, si va in capo al mondo. Quando uno... sì. È troppo buono. Ma quando uno è giù di corda, basta sentire Semi Varin e si rimette in riga. Sei gentile e anche a cena devo dire abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ma sì, ma infatti volevo dire che oltretutto cioè, come ci si è visti sembrava veramente di conoscersi come amici di una vita, è veramente una cosa molto interessante proprio. Sei gentile veramente e la cosa più bella che potresti dirmi effettivamente, perché tu essendo mio ascoltatore ancora dei tempi addietro, quando ci chiamavamo in un altro modo ed eravamo ancora più cattivi, ci conosciamo da tanto tempo, dobbiamo dirlo. Ma certo, roba del 2000 dovrebbe essere intorno al 2011-2012, certo. Non erro proprio. Certo, grazie. Vabbè, io volevo comunque salutare tutti e in modo particolare a te e niente, buona giornata a tutti comunque sia. Gentilissimo, fatti sentire ogni tanto, Ciao, arrivederci Lorenzo dalla Sardegna. Sì, io ho fatto un girettino in Sardegna nelle scorse settimane, però non lo sapeva nessuno e qualcuno è venuto a saperlo e giustamente qualcuno è stato un piacere ritrovarlo e magari per la seconda volta. Chiaramente però quando uno va in vacanza non dice dove va in vacanza, altrimenti come si usa non è più una vacanza. Perdonami. 0292947222. C'è qualcun altro che vuol parlare? Pronto? Certo, buongiorno signor Sammy Lisetta. Sì. Oggi volevo darle un'idea che spero che nessuno l'abbia detto alla nostra radio, così sarei la prima, Dai. che possiamo valerci anche noi italiani, signor Sammy. Cioè la città dei 15 minuti. Questa non è un'idea della Lisetta, ma è di un professore che si chiama Carlos Moreno dell'urbanistica che insegna alla Sorbona di Parigi. Sì. Cioè implica, signor Sammy, la completa riorganizzazione delle città. Cioè ogni quartiere deve infatti diventare autosufficiente, così da consentire
a ogni abitante di accedere a tutti i servizi essenziali, cioè le attività commerciali, le strutture sanitarie, scuole, centri culturali, insieme ad aree verdi e spazi creativi equivalenti ovunque in città. Allora, prima di tutti naturalmente è stata Parigi, che trasformando alcuno dei suoi quartieri secondo questo modello è stata la città apripista in Europa di questa sorta di utopia urbana, dico io. Altre famose metropoli, signor Semmi, da Melbourne, Australia, cioè Portland, USA, si sono poi accodate adottando il concetto dei 15 minuti per migliorare la qualità dell'aria, della vita, tentare di arginare i rischi collegati all'aumento delle emissioni di anidride carbonica dell'atmosfera. Non sarebbe un'idea male che la adottassimo anche noi, se possibile, sarà un po' difficile, però a buttare fuori l'idea non è mai male, secondo me. Brava. Saluto e buon fine settimana, signor. Grazie, buon weekend. Beh, a me basterebbe fare una piccola città-stato qui a Milano. Tu dici, ma fai la città-stato a Milano è in mano al PD. Aspetta un momento, adesso ancora qualche annetto si vota a Milano e siamo sicuri che cambierà bandiera. Quando cambia la bandiera ci facciamo la città-stato. C'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Volevo aggiungere una postilla a quanto appena detto dalla signora Lisetta, che io trovo sempre molto efficace. Vero. Attenzione al discorso dei 15 minuti delle città, perché quel discorso dei 15 minuti è impostato su come erano messi i lager nazisti, che dovevano essere percorsi dalle persone entro 15 minuti, dopodiché dovevano tornare in gabbia. Quindi è una cosa che ci riporta a 100 anni fa. Aggiungo una cosa, siccome le sinistre stanno cercando di incentivare il contrasto praticamente tra chi sta a sinistra per Gaza e chi invece sta, o perlomeno non si schiera per Gaza, direi che dovremmo anche noi comunque acuire un po', chiamiamolo lo scontro, perché altrimenti il 27, quando si andrà a votare, se non cade il governo prima, rischiamo di essere sconfitti proprio perché loro stanno rendendo non più uno scontro politico ma uno scontro tra tifoserie. Quindi magari questo concetto lo riprenderò la prossima settimana. Io volevo soltanto inizialmente parlarvi appunto dei 15 minuti, che quello è una impostazione delle città proprio su come erano impostati i lager nazisti di 100 anni fa, quindi non è una cosa tanto democratica secondo me, cioè le persone devono uscire però non più di 15 minuti per fare le loro cose. Ti saluto Sammy, ciao, grazie. Grazie caro, sì, su Gaza la flotilla, la narrazione, in effetti la palla è in mano alla sinistra, con tutto rispetto però per chi comunque crede in questi ideali siamo capaci di fare qualcosa d'altro noi per dire basta guerra, basta ammazzare persone. C'è ancora una chiamata prima della pausa, prendiamola, pronto? Ciao Sammy, sono il Walter, sono Walter. contrario oggi perché il pomeriggio io di solito sono assente. Due cose, la prima è la Lisetta ci ha proposto il federalismo comunale, bello, fantastico. Buona idea. L'altra cosa è questa mattina ti ho mandato un video nel quale Andrea Lombardi, amico della nostra radio che parla spesso anche con Giulio Cainarca, che l'ho intervistato già un paio di volte, metteva in evidenza la bufala sulla mancanza degli aiuti umanitari a Gaza. Faceva vedere da un documento ONU che è reperibile da chiunque che su 16.000 camion che sono stati inviati ne sono arrivati a destinazione 6.000 perché gli altri sono stati, non si sa cosa, intercettati, dicono. Sono stati intercettati. Chissà da chi, secondo te da chi? L'altra cosa è questa. Io sono abbastanza curioso, leggo molte notizie. Questa mattina un bambino che era stato dato per morto con fotografie abbastanza cruente è resuscitato. In quella terra dopo 3 giorni si resuscita. Mi sembra che anche Berlusconi avesse chiesto a Galliani di trovarle una tomba in quella terra.
Grazie caro, umorismo decisamente nero. Sì, magari poi vi faccio sentire il caffè amarissimo di questo non giornalista che comunque Giulio Cainarca ha intervistato l'altra settimana. Adesso c'è la pausa, minimo, ma soprattutto c'è un altro pezzo assolutamente sconosciuto. Ogni mezz'ora Sammy Varin fa così storicamente da tanti anni. Ogni mezz'ora mi zittisco e mando un artista che non conoscete. È in arrivo. Prima abbiamo sentito Giuliana dalla Sicilia, adesso arriva Guglielmo da Bologna. Restate lì. Manchester è cool, ma vorrei qualcosa di più estivo. Tu sei così buona che per forza sono io il cattivo. Non lo so, non so come facciamo, che siamo punto a capo, che mi vuoi bene un po' di più quando ti sto lontano, però vicino è caos. Ho ritrovato la tua voce che ho perso a San Siro. Ma dove vai, amore mio, tu che ne sai? Dei viaggi in autostrada, l'estate che arrivava e quello che ti aspetti non succede mai, tranne noi che ci baciavamo come ai tempi del passato. Noi ci baciavamo anche se l'hai dimenticato. Poi ci guardavamo col futuro tra le mani e mi chiedevi quanto mi ami. Ed io quanto vorrei riuscire a stare bene anche senza di lei. Lei era così bella, come luce che brilla, somigliava a una stella. Tranne noi che ci baciavamo e mi sentivo meglio. Se ci baciavamo era tutto un po' più bello. Noi ci baciavamo quando c'eri, ci volevamo e restavamo in piedi. Ma dove vai, amore mio, tu che ne sai? Dei viaggi in autostrada, l'estate che arrivava e quello che ti aspetti non succede mai, tranne noi che ci baciavamo come ai tempi del passato. Noi ci baciavamo anche se l'hai dimenticato. Poi ci guardavamo col futuro tra le mani e mi chiedevi quanto mi ami. Ed io quanto vorrei riuscire a stare bene anche senza di lei. Lei era così bella, come luce che brilla, somigliava a una stella. Ragazzi, si intitola Ci baciavamo, la canzone di Guglielmo, anche questa nuovissima, esce proprio in queste ore. Guglielmo arriva da Bologna, comincia questo pezzo con un pianoforte anni 20, proprio per ricordare ciò che hai dimenticato, cioè che un tempo ci baciavamo. E c'è Guglielmo che lo dice. Senti qua che ci saluta. Guarda. Agli amici di Radio Libertà e a tutti gli ascoltatori, io sono Guglielmo e grazie per aver ascoltato il mio nuovo singolo Ci baciavamo. A presto, ciao. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Io ci sono, e voi? Sì, no, è importante a quest'ora, chi ci segue in diretta a 13.36, tenervi svegli, perché è l'ora della pennichella. Sveglia, c'è Sammy Varin ancora per 20 minuti. Chi vuole parlare con me, chi vuole dire il proprio pensiero, qualunque esso sia,
Chiami ora 0292947222 o invii un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. La nostra radio funziona così, è un po' diversa dalle altre che preparano tutto quanto, se c'è un intervento dell'ascoltatore è registrato e deve dire quello che voglio io. No, io non so cosa state per dirmi. Se volete farlo basta semplicemente chiamare 0292947222. Nessuno vi chiede nulla, vi chiediamo solo di attendere qualche minuto in linea e poi entrate in onda con noi. Anche con il WhatsApp è la stessa cosa, 340 6709 659 e io ricevo il messaggio e lo trasmetto, capito? E molte volte ne facciamo e ne diciamo di cose pesanti. Vi faccio sentire quello che ci ha inviato Walter. Sai, giustamente lui è uno che parla sui social, non Walter, ma questo personaggio, soprattutto su Instagram. Lo abbiamo intervistato l'altra settimana e giustamente si cerca anche un'altra narrazione rispetto a quello che siamo obbligati ad ascoltare, perché da destra, dal centrodestra non arriva assolutamente nulla. Si parla solo della flotilla di poverini, questi della striscia di Gaza, stanno morendo tutti quanti. Ti dico, io un pochettino ci credo, ma c'è qualcuno che la pensa in maniera differente. E allora sul cursore sentiamo che cosa dice questo signore che parla su Instagram e parla con un bellissimo microfono Sennheiser anni 80, quindi non può non piacermi. Sentiamo. Ragazzi, avete finito, siete finiti. Andate su Google, scrivete UN2720. Cliccate il primo link, vi si apre una pagina dell'ONU in cui a portata di chiunque di voi potete leggere dei numeri che riguardano l'invio degli aiuti a Gaza, i famosi camion che contengono cibo e altro. Leggerete che ne sono partiti 6.012, a destinazione ne sono arrivati soltanto 886, perché 5.124 sono stati intercettati, è circa l'85%. Questi sono dati dell'ONU. Avete finito. Tutti quelli che mi dicono Lombardi, il propagandista Lombardi, le balle che si inventa, che racconta, tutti quelli che fanno propaganda su YouTube con i loro canali di merda da propagandisti pro-terroristi, avete finito. I dati dell'ONU sono chiari, siete dei buffoni, siete dei cialtroni, siete degli incapaci, o forse siete voi quelli veramente venduti. Non c'è altro di cui discutere, fine. Ovviamente l'ONU è complice, quindi quelli intercettati, dice, sono contati tutti, quelli sia intercettati da bande armate sia quelli intercettati pacificamente dalla gente affamata. Ma intercettazione pacifica non esiste al mondo. L'unico dato reale che c'è scritto lì è che i camion arrivati alla destinazione prevista sono meno del 15%. Mi sa che tra me e gli altri a dover cambiare mestiere non sarò io. Ho come questo sospetto che la gente che mi sta addirittura avvertendo che rischio l'ergastolo perché starei sostenendo un genocidio lo fa perché inizia a vedere che il muro mafioso che si era costruito inizia a crollare. E tra un po' chissà che non saranno loro a dover scappare da un'altra parte, quando scopriremo chi davvero sono e a che gioco stanno giocando. Buon caffè, cercatemi su Spotify. Sì, è il caffè amaro di Andrea Lombardi, che trovate facilmente su Instagram. E chiaramente, come dico sempre, la verità sta nel mezzo, però bisogna sentire tutte le campane, vero? Proprio così, signore e signori. Allora, a proposito, oggi sono allergico, c'è un nuovo polline nell'aria, un ritorno di fiamma della primavera. Enzo, ma a noi cosa ce ne frega, non ho capito. Ci hai aggiornato sulle tue condizioni di salute? Ho capito, no? Beh, anche qui a Milano comunque adesso è spuntato un po' di sole, zitto dopo l'acquata di ieri sera. Io sto abbastanza bene, sì, grazie. No? Come state? Fatemelo sapere. 340 6709 659. No, adesso parliamo di cose serie, ragazzi miei. Parliamo di Lega, perché si avvicina la grande Pontida il 21 di settembre. Saremo da tutta Italia sul sacro Pratone e ci sono tanti appuntamenti propedeuci, quella cosa lì, alla Pontida, di cui ora ve ne parlo nel Segui la Lega.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, ne abbiamo parlato anche questa mattina, weekend di gazebi in tutta la Lombardia, sia questo che il prossimo. Abbiamo parlato di quello di Martinengo questa domenica alle 9 del mattino nella piazza principale di Martinengo, Bergamo, poi alle 11 in biblioteca arrivano tutti i big della Lega, ma ad esempio domani sabato 6 settembre i gazebo della Lega Milano per portarvi verso Pontida saranno via Pellegrino Rossi, qua dietro MMA fuori centro dalle 9 a mezzogiorno, domani 6 settembre, via Olio Mincio dalle 10 alle 12:30, via Vespri Siciliani numero 12 proprio al punto Lega dalle 10 alle 12:30, via Valvassori Peroni Bassini dalle 10 alle 13. Questo domani sabato 6 settembre, mentre domenica 7 settembre in via Dante storico punto tra le 15 e le 18, quindi se volete incrociare i politici della Lega di Milano, anche per parlare del futuro di Milano, ragazzi, cose che scottano, veniteci a trovare e ringraziamo naturalmente i militanti, i simpatizzanti della Lega che danno una mano. Sto leggendo gli appuntamenti targati Lega sul territorio, molti di questi li trovate, soprattutto quelli televisivi, sul sito legaonline.it. C'è la festa della Lega a Massa Carrara, Lega Fest Apuana, signori, proprio domani 6 settembre dalle ore 18, Parco degli Ulivi, via Rosselli 23, Massa. Partecipa l'onorevole Andrea Barabotti, ma non soltanto, chiaramente se siete in zona a partire dalle 18, domani 6 settembre, Lega Fest Apuana. Come vi dicevo, domenica 7 settembre, sala civica, ore 11, presso l'ex biblioteca comunale di Piazza Orisio, i big della Lega a livello nazionale ed europeo, ma anche a livello locale. Arriva Silvia Sardone, arriva Desi Pirovano, Claudia Maria Terzi, c'è Fabrizio Sala, Roberta Sisti, Giovanni Malanchini. Questa domenica 7 settembre a partire dalle ore 11, sala civica Martinengo, provincia di Bergamo, per parlare di Lega, per farla ripartire ancora più potente di prima. Ancora domani, sabato 6 settembre, dove siamo? Acquaroli, presidente, ho capito, si parla di elezioni regionali nelle Marche, sede elettorale San Benedetto del Tronto, si apre una nuova sede elettorale, domani sabato 6 settembre alle 11, via Calatafimi 7/A con Andrea Maria Antonini. Naturalmente salutiamo tutti coloro che sono in ballo in questi giorni, perché si va ad elezioni dalla Valle d'Aosta alle Marche, alla Puglia. Salutiamo soprattutto gli elettori piddini che ancora non sanno che cosa fare, poverini, e vi vogliamo bene anche voi. Venerdì 5 settembre è proprio oggi pomeriggio a Figline Valdarno, la presentazione del libro celebrativo dei 60 anni Bandiere nel mondo, attività degli sbandieratori borghi e sestieri fiorentini. Interessantissimo. Figline Valdarno, Palazzo Pretorio, questo pomeriggio ore 17, interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Molliamo la Toscana, dove si va? L'era stamattina ad Aosta c'è stata la presentazione del programma della coalizione di centrodestra per la città di Aosta, e in queste settimane sono tanti gli eventi in Val d'Aosta per incontrare i rappresentanti della Lega, ma soprattutto per parlare del territorio e della povera città di Aosta. Dico povera perché il PD l'ha conciata veramente a una pista di biciclette. Il gender esiste o non esiste? Cosa mi dite? C'è Rossano Sasso che presenta il suo libro
ore 17 in Basilicata, domani sabato 6 settembre alle 17 presso la tenuta La Gaia di Venosa, contrada La Maddalena. Tra quelli che interverranno c'è il vicepresidente di Regione Basilicata e assessore alle infrastrutture, commissario regionale Lega Basilicata Pasquale Pepe, c'è Giulio Curatella, componente della segreteria regionale della Lega in Basilicata, ma soprattutto c'è l'autore di questo libro andato alla grande quest'estate, Rossano Sasso, deputato della Lega. Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Un libro che potete tranquillamente procurarvi anche in questo momento facendo un girettino su Amazon. Vediamo, ci sono ancora appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it, ma naturalmente chi mi segue non ha potuto andare ieri sera ad ascoltare Vannacci e cacchio ve lo siete persi. Ieri era alla festa di Oppeano, festa della Lega di Oppeano in Veneto e purtroppo è andato, ma tranquilli, la festa prosegue anche oggi 5, domani 6, dopodomani 7 settembre. Questa sera, venerdì 5 settembre, ad aprire le danze in tutti i sensi, perché poi arriva l'orchestra di Matteo Tarantino, c'è Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, e oggi è proprio la festa dell'autonomia di queste zone. Domani, sabato 6 settembre, la serata danzante con l'orchestra Graziano Cianni, ma alle ore 19 Matteo Salvini. Domani sabato 6 settembre alla 24esima festa della Lega di Oppeano arriva Matteo Salvini. Alberto Stefani c'è anche lui, segretario regionale della Lega Liga Veneta e parlamentare della Lega, domani sabato, mentre domenica 7 settembre Mario Conte, sindaco di Treviso. Vi aspettiamo Oppeano presso il centro sportivo Le Fratte, Piazza Marcolongo. Un'idea niente male, incrociare rappresentanti della Lega, far due chiacchiere anche con Matteo Salvini e soprattutto mi direte com'è andata ieri con Vannacci. Questa sera alle ore 21, Giardino dei Tigli a Pignano, Macerata, Marche, Luca Buldorini, Luca Paolo Rossi incontrano i cittadini. Chiaramente si avvicinano le elezioni. Questa sera, venerdì 5 settembre, ore 21, Giardino dei Tigli a Pignano, Macerata. Attenzione, questi eventi servono anche per chi ci ascolta da casa, ma magari ti viene in mente qualche amico o parente che si trova in vacanza in quelle zone. L'idea è carina, fagli un whatsappino dicendo cavolo, vai a sentire, ci sono quelli della Lega. Ad Aosta, domani sabato 6 settembre alle 18:30 c'è Gianni Tonelli, responsabile Dipartimento Sicurezza della Lega, c'è Igor Iezzi, grande storico deputato della Lega. Ore 18:30 sabato 6 settembre ad Aosta, Ostellerie du Cheval Blanche. Chiaramente, saperne di più cercate la Lega Valdostana. Cos'altro? Udine c'era questa mattina Matteo Salvini, se ve lo siete perso troverete sicuramente su Lega Salvini Premier il suo intervento. Siamo a domenica 14 settembre, quindi non questa, la prossima, quando arriva lo Spiedo Padano. Come dico ogni anno, ed è da un po' di anni che accade, una piccola Pontida. Perché? Perché ci sono grandissimi ospiti nazionali e locali della Lega, ma si sta più tranquilli, non c'è il casino di Pontida del 21 di settembre, è un mezzogiorno, addirittura siamo in un ristorante, quindi che piova, che tiri vento, non ce ne frega niente. Ristorante Birreria La Loggia, domenica prossima, non questa, la prossima, il 14 settembre, a pranzo a Rovato, in provincia di Brescia. Ci sono ospiti
nazionali e locali della Lega, ma soprattutto, tiriamocela, ci siamo noi di Radio Libertà, c'è il gazebo di Radio Libertà, il banchetto di Radio Libertà con i nostri gadget, ci sarà quel Sammy Varin che sentite ogni giorno, ma soprattutto, dai, tra poco ve li faccio vedere, ci sono i gadget nuovissimi, arrivati ieri, roba da leccarsi le orecchie, signori. Io direi di farci un pensierino, perché lo spiedo padano è buonissimo, la compagnia è ottima, sono tutti simpatici e poi ci saranno appunto i pezzi grossi della Lega. Ci sono i gadget della vostra radio preferita in anteprima rispetto a Pontida, che poi se arrivi tardi non li trovi più. Prenotate al volo, c'è ancora posto. 338 87 00 817, risponde Rita. 338 87 00 817 per prenotare lo spiedo padano di domenica a mezzogiorno 14 settembre a Rovato, Brescia, presso ristorante Birreria La Loggia. 25 euro gli adulti, i bambini non pagano. E qui non possiamo che ringraziare l'organizzazione, ragazzi, che ogni anno fa questa facilitazione bellissima, perché così la famiglia non si spezza. Appuntamenti da non scordare targati Lega. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Pontida. E allora, signori, qua inquadriamo, sveva questo ben di Dio, ragazzi miei. Vabbè, no, non è roba da mangiare, vi subito pensate a roba da mangiare. Questi sono i portachiavi bruciacchiati di Radio Libertà, ve li faccio vedere da vicino chi ci guarda sui social. 5 euro, vi chiediamo 5 euro di contributo volontario per aiutare la nostra radio. Sì, sono un venditore di pentole, arrivano anche quelle tra poco. 5 euro per aiutare Radio Libertà a portarvi a casa questo bellissimo portachiavi in legnetto bruciacchiato e soprattutto c'è in varie versioni, signori, e c'è questo un po' più in grossetto, questo delicatissimo e c'è questo con la faccia di Sammy Varin. Ora, io capisco, c'è gente che sorride, ragazzi, ma la gente li compra questi, cioè, questa è la cosa più pazzesca. Perché? Perché è una roba da collezionisti, perché è un ricordo, perché Sammy Varin fa radio dalla fine degli anni 70, quando era bambin, e tra i miei ascoltatori mi fa piacerissimo, ci sono davvero ascoltatori storici. Il faccione di Sammy Varin in un portachiavi di legnetto bruciacchiato, ne trovate una quantità limitata, chiaramente non ne abbiamo fatti 100.000. I primi che arrivano a Pontida domenica 21 settembre al gazebo di Radio Libertà se li portano a casa con un piccolo obolo. Certo, c'è anche questo, il sottopentola con scritto Radio Libertà, anche questo legnetto corazzato con il simbolo del microfono, anche questa è una roba da collezione, quantità minimali. I primi che arrivano e ci danno un contributo se lo portano a casa. E questi invece per la pasta, per fare la polenta, eccetera. Anche qui, ragazzi, chi ha orecchie per intendere, Radio Libertà, il mestolo di Radio Libertà, io ne rompo uno al mese, quindi devo farmi veramente la scorta, lo troverete al gazebo della nostra radio domenica 21 settembre sul Sacro Pratone di Pontida. Insieme, naturalmente, qui c'è anche la pentola e c'è la polenta, faremo una polentata, io spero nel bel tempo, ma se per caso ci fosse brutto tempo, non è possibile, Sammy Varin, non dirmi che ci avete anche gli ombrellini di Radio Libertà. Mica ho detto niente, secondo voi ce li abbiamo? Certo che ce li abbiamo, gli ombrellini, mini ombrellini di Radio Libertà, eccoli qua, saranno in distribuzione al nostro gazebo tra le 7 del mattino e le 4 del pomeriggio. Siamo lì ad aspettare il vostro aiuto economico, perché la nostra radio vive di questi aiuti.
Certo, se arrivate in pullman, e lo sapete sul sito legaonline.it c'è la possibilità di prenotare il pullman, ne partono a centinaia da tutta Italia. Se arrivate in pullman capita che trovate coda, perché la statale che porta a Pontida è tutta in coda quel giorno, e capita magari che non riusciate ad arrivare la mattina presto. Bene, il consiglio che posso darvi è dire a qualche vostro amico, parente, compagno, in senso buono, se lui arriva prima, di passare subito allo stand di Radio Libertà e di prendervi il gadget che preferite, nel senso che di questi ombrelli non ne abbiamo 100, ne abbiamo poche decine. I primi che arrivano se lo portano a casa. È un esempio quello dell'ombrello, ma la stessa cosa succede ad esempio con gli orologi. Anche qui l'orologio con le firme di noi di Radio Libertà. Ce ne sono soltanto 2, verranno messi all'asta. Ci sono altre tipologie di orologi, ma potrebbero finire. Quindi consiglio, cercate di arrivare presto al nostro gazebo. Appena scendete dal pullman, non andate sotto il palco a prenotare il posto, tranquilli, di posto ne trovate quanto ne volete, ma passate subito al gazebo di Radio Libertà e dite: «Wey, sono venuto a prendere l'ombrello, il mestolo, il portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà». Sarà un ricordo bellissimo della radio che magari avete scoperto soltanto negli ultimi mesi, ma che dice delle cose che gli altri non riescono o non possono dire. Me ne vado. Grazie a Sveva della pazienza, grazie a voi cari ascoltatori. Dalla prossima settimana in onda con palinsesto autunnale, anticipiamo i tempi, rassegna stampa dalle 7:30 in poi, quindi sveglia presto, giù dalle brande. Da Sammy Varin, buon weekend.